Oggi a Bianconero XXL, questa settimana, il personaggio che andremo a conoscere è Antonio Squizzato, che tra l'altro ringrazio perché mi permette di vivere un'esperienza meravigliosa, ovvero di essere per la prima volta in barca. Per te invece è parte importantissima della tua vita. Come entra questo mondo nella tua vita, che forse inizialmente poteva sembrare un po', non dico lontana dal mare perché geograficamente non è così, però insomma non era così scontato. È vero, io vengo nato in una famiglia di contadini qua nella Bassa Friulana, a Pocenia, una ventina di chilometri da qua. In realtà non ho iniziato a fare vela da bimbo, anche perché io ho avuto un incidente quando ero piccolo, ho perso una gamba, cammino con una protesi, mi è rimasta la vita e diciamo che sono cresciuto un pochino con dei timori anche nei confronti dello sport e quindi non lo praticavo, piuttosto che un po' per paura di farmi male, piuttosto che un pochino anche magari pensavo di non riuscire a farlo. Grazie a un amico, il Gil, che è un appassionato di vita e di sport, mi ha convinto a salire in barca. Me l'ha fatto provare proprio qui dalle spiagge di Lignano e mi ricordo uscivamo con questa vecchia deriva, passavo più tempo forse a sistemarla che a uscirci, ma se io chiudo gli occhi anche adesso riesco a ricordare perfettamente la prima volta che sono salito in barca lì da solo. Era il caldo, il sole sulla pelle, il salso, mi ricordo questa onda lunga, salire sopra, cazzare la vela, iniziare con un elemento, col vento, sentire sta barca che correva, cioè io mi sono sentito una cosa incredibile. Poi quando mi sono girato ero uscito da poco dalle boe quindi non era molto, ma le sensazioni, le emozioni le provo ancora e quindi è stato amore e da lì ho continuato, ho fatto un percorso arrivando avvicinandomi all'agonismo. Senza la famiglia, senza il supporto della mia famiglia non sarei riuscito a farlo perché è logicamente estremamente impegnativo. Da un punto di vista pratico vuol dire per me che la sveglia normalmente alle 5:30 per allenarmi fisicamente prima di andare al lavoro, vuol dire stare attento a quello che mangio, vuol dire allenarmi, seguire quello che il mental coach ti dà, quindi fare un esercizio mentale, vuol dire studiare la tattica, la strategia, la messa a punto della barca. Prima di tutto anche il confrontarsi con quella che fuori intervista prima definivi una cosa viva, che è il vento. È uno sport meraviglioso la vela proprio perché utilizzi degli elementi della natura, l'acqua, il mare e il vento per far muovere la barca, per creare energia su questa barca. Il vento non è vivo, si muove, devi capire, infatti quando si fa una regata si esce un'oretta prima perché bisogna capire come si comporta, se ruota, se salta, se arriva rafficato, pulsa, come viene influenzato dalla terra, come il mare arriva, come le onde non sono mai uguali, alta, è corta, è ripida, quindi in realtà non c'è una volta in cui tu esci in mare o esci su un lago e la situazione è sempre quella. A me piace tantissimo allenarmi qua, abbiamo degli spot che sono meravigliosi, abbiamo la possibilità di lavorare sulla corrente, abbiamo la possibilità di lavorare su un vento particolare quale la bora. Oggi abbiamo una giornata di borino e infatti nella nostra regione abbiamo dei campioni, abbiamo tantissimi nomi importanti della vela, abbiamo dei campioni olimpici, io ho la fortuna di avere delle collaborazioni tra l'altro in regione, ad esempio con collaborazioni tecniche tipo l'Armare, una collaborazione con i Marina del Friuli Venezia Giulia che mi permetterà di sfruttare questo tipo di aspetto e di fare delle esperienze su diversi campi di allenamento, su diversi spot. La vela ti insegna a volte a fare delle ore in macchina, arrivare in un posto, c'è troppo vento, ce n'è troppo poco, ti insegna la pazienza, ti confronti con degli elementi, con il mare, con la natura, ti insegna ad avere umiltà, ti insegna a prendere delle belle sberle in faccia e ti insegna anche a rialzarti, a non mollare. In realtà lo sport ti insegna che devi guardarti dentro, devi avere l'umiltà di capire quali sono i tuoi limiti, ma anche avere coscienza, avere la consapevolezza di quello che puoi fare, di come puoi comportarti. Io ho la fortuna tra l'altro di correre con una barca, il 2.4, è una barca nata negli anni 80 per studiare in Galleria del Vento le barche di Coppa America di quegli anni. Azzurra di Pelasquier, un campione nostro che timonava Azzurra in quegli anni,
ed avendola studiata come in Galleria del Vento, in realtà c'è una persona che sta seduta dentro e ha il timone e tutte le manovre su una console qua davanti. È nata come classe, poi è stata adottata per le Paralimpiadi, proprio perché è sicura, perché permette a tutti di gareggiare, di correre ad armi pari, di regattare ad armi pari. Tanti mi chiedono qual è la differenza tra una Paralimpiade e un'Olimpiade. È sport. Però è anche vero che a volte quando vedi una persona che ha delle difficoltà, che è in carrozzina, magari sai anche che ha delle difficoltà nel fare le cose che facciamo tutti, che diamo per scontate, tipo anche alzarsi la mattina piuttosto che altro, e arriva su un pontile, rotola per salire in barca o tira le corde con i denti e magari la sera ti dice wow, la vela, la vita è una figata. Questa è una cosa che lo sport mi ha insegnato, che a volte magari è giusto ridimensionare i problemi, è giusto vederli nella corretta prospettiva e si possono affrontare. Insomma, io sono salito in barca qui a Lignano, ho iniziato a fare questo sport, ho iniziato a fare agonismo su questa a vela, però ho capito anche che avrei potuto provare, ho iniziato a sciare, ho iniziato a fare subacquea, cosa che magari prima pensavo di avere delle difficoltà a fare. Qual è il tuo più bel successo, il tuo più bel ricordo dal punto di vista agonistico? Diciamo che ci sono stati dei momenti bellissimi. Una cosa che mi ha dato la vela, tra l'altro, è mia moglie, velista. Ci siamo conosciuti nelle Marche per una regata, lei partecipava con un altro circolo, è sarda. Diciamo che episodi, soddisfazioni, io sicuramente ricordo quando sono sceso dopo Londra nel 2012 sul 2.4, sul singolo. Ho deciso di fare quell'esperienza dopo aver fatto prima prodiere per Beijing, per Pechino nel 2008 su monotipo da 3. Poi sono risalito su quella barca per Londra come timoniere. Ho deciso di salire su un singolo e di iniziare questo percorso. 2013 ho iniziato in Italia con le regate, comunque con qualche difficoltà, perché comunque era una barca diversa, sei da solo, decidi tu tattica, strategia. E sono arrivato al campionato italiano alla fine della stagione, l'ho vinto battagliando nell'ultima prova. Mi ricordo il tuffo fatto, la gioia, quello che ho provato è stato bellissimo. Non posso non ricordare l'Europeo Gmunden in Austria, questa piazza sul lago. Poi la direzione del vento permetteva di posizionare l'arrivo proprio davanti alla piazza, c'era gente, gommoni in acqua, gente. Arrivo all'ultima prova, la medal race, che è una prova dei top 10 a punteggio raddoppiato per rimettere in discussione la classifica. Ero primo, pochissimo vento, paura dei buchi, insomma vinco anche la medal race, applausi, tuffo, arriva l'allenatore e mi mette su una sartia la bandiera italiana, mi traina a terra, pacche sulle spalle, gioia, si ride, si scherza. Io arrivo a cambiarmi, prendo il telefono, voglio dirglielo a mia moglie e adesso sto iniziando a far fatica a parlare anche adesso, ma io ho pianto come un bambino. Potrei parlare dell'argento al mondiale. Erano un paio d'anni. Dopo Rio arrivavo nella parte alta della classifica, ma non riuscivo ad andare un pochino oltre. Poi più sali, più è difficile riuscire a portare a casa altri centimetri, altre cose. E a un certo punto ho deciso di fare un percorso diverso. Con il mio circolo, la Canottieri Gardassalò, ho deciso di salire su una barca olimpica, un laser. È una barca, è una deriva estremamente fisica. È una barca in cui hai questa cinghia lungo la barca dove tu ti infili i piedi sotto e con il peso del corpo, fisicamente compensi quella che è l'energia che sviluppa il vento sulla vela. Io ci vado senza protesi, con una gamba, non più giovane, quindi ho deciso di salire su quella barca e all'inizio avevo difficoltà anche a trovare gli appoggi, a muovermi, a tenere la barca. E sono arrivato a Cadice in Spagna al mondiale e ho portato a casa l'argento. Sono riuscito ad arrivare davanti a dei ragazzi che non riuscivo a battere, su cui non riuscivo ad arrivarci davanti, e ho portato a casa quel tipo di risultato. Quindi ok l'argento, ma la soddisfazione di essermi messo in gioco, di aver fatto quella fatica è stata enorme. Quali sono agonisticamente i prossimi obiettivi che hai nel mirino? E poi credo che la vela non uscirà mai dalla tua vita. Io voglio intanto continuare a divertirmi in barca.
Sì, quindi continuerò per ora continuo sicuramente a fare agonismo, mi diverto, credo di avere ancora spazi per crescere e quest'anno vogliamo fare un programma di appuntamenti soprattutto all'estero, quindi il campionato austriaco, il campionato tedesco, passando per l'europeo a Quiberon nella Francia del Nord, per arrivare a portare a casa un risultato al mondiale a Tampa in Florida a novembre. Io gli ultimi 2 mondiali ho chiuso con la medaglia di legno, quarto. Io mi devo togliere quell'amaro dalla bocca. Allora Antonio, siamo arrivati alla fine. Avevo una curiosità per chiudere, perché con tutti i protagonisti che conosciamo, insomma, ci interroghiamo anche su come è stato questo periodo particolare che abbiamo passato, nel quale speriamo di essere, insomma, alla fine. C'è da dire che una delle cose che io vorrei riuscire a trasmettere a mia figlia è quella che comunque possiamo fare del nostro meglio con quello che abbiamo sempre, e che è un'opportunità, non è un dovere. Quindi quello che io ho fatto, d'accordo col circolo, con la federazione, che ho fatto durante il lockdown, durante questo periodo, è stato quello di massimizzare tutto il resto. Non si poteva andare in acqua, la preparazione fisica, la messa a punto della barca, lo studio del regolamento con un giudice di regata, lo studio della tattica, quindi la partecipazione ai webinar. Mia moglie a un certo punto mi ha fatto: senti, ti vedevo di più quando andavi al lavoro che non in questo periodo, in modo poi di quando le cose miglioravano, quando passava questa cosa, perché comunque poi deve passare, e si è potuto tornare in acqua, ho potuto dedicarmi all'aspetto tecnico in acqua con già questo bagaglio che avevo portato a casa sugli altri aspetti. Come ci salutiamo? Come ci si saluta in ambiente velistico? Grazie, buon vento a tutti.